Qualcuno sì. Rieccoci, primo si Interpares, appuntamento del lunedì, mercoledì, gruppo TV7, diretta sulla pagina Facebook, il tema della serata protezione civile e anche tant'altro, tra poco parleremo che di altro. Vedete il titolo, la regia del Covid è stata una regia importante orchestrata dalla protezione civile, iniziando dalla regione e dall'assessore Bottacci. Allora andiamo da Elisabetta, se dal web ha qualche novità. Elisabetta? Ti faccio vedere questa fabbrica del Belgio che sta producendo un tipo di mascherine particolari che insomma per chi ha problemi di udito. Sono mascherine con una sezione trasparente in centro, come vedi adesso, indossate da questa lavoratrice, appunto perché così i non udenti insomma devono vedere la gestualità e anche i movimenti della bocca per capire quello che gli viene detto, e quindi è molto utile anche negli uffici che hanno rapporti con il pubblico, insomma anche negli uffici comunali, insomma, che stanno a contatto con la gente. È un bel problema ugualmente, perché con la fascetta davanti riuscire a capire il labiale credo sia abbastanza impegnativo, uno ci deve impiegare tempo, però speriamo appunto che queste mascherine riescano a scomparire. E scompariranno. Allora, assessore Bottacci, se lo mettiamo in video con anche il psicologo, perché vorrei parlare delle mascherine. Se queste mascherine bisognerà tenerle ancora per molto, il governatore Zaia ha detto, come diceva, anche in 6 regioni mi sembra in Italia sono ancora obbligatorie, il Veneto è una che non lo è, quindi negli spazi liberi all'esterno si possono anche non usare le mascherine, però molti ormai hanno il terrore, quindi lo useranno lo stesso. Psicologicamente, inizio da Oscar Miotti, che importanza ha una persona non avere più la mascherina? È condizionata da questa mascherina o si sta abituando a questa mascherina? Allora, quando c'è un'emergenza, uno si adatta, e quindi c'è stato un adattamento all'idea io resto a casa. Adesso ci va un riadattamento a io esco fuori, però ecco, l'adattamento non è di per sé una malattia, è semplicemente un processo naturale. Però è chiaro che le persone che sono state abituate per 2 mesi e mezzo a tenersi la mascherina adesso hanno un certo timore, perché era visto l'esterno, era visto come un timore, era visto un pericolo, no? Senta Miotti, oltre alle mascherine, poi chiedo anche agli assessori, agli ospiti di studio, oltre alle mascherine ho sentito moltissime persone che in questo lockdown, essendo rimaste in casa per 2 mesi consecutivamente, hanno paura di uscire, e quando escono le prime volte si trovano a disagio, ma un disagio psicofisico molto importante. L'ho notato camminando, l'ho notato in certe persone, ho visto svenire delle persone proprio perché non erano abituate dopo 2 mesi a ritrovare la gente che non aveva visto per quel periodo. Anche questo è un dramma che è un po' sottovalutato dalle persone. Sì, assolutamente. Cioè, lei se vede nei luoghi pubblici la gente, o al supermercato, la gente prende le distanze, c'è proprio una sorta di timore. Se è stato detto l'altro è pericoloso o io sono potenzialmente pericoloso per l'altro, è difficile automaticamente poi ritornare a una forma di normalità. E in alcune persone, io faccio un appello, qui mi consenta, direttore, che ci sono delle persone che hanno slatentizzato delle patologie che erano rimaste sotto soglia, cioè una paura che prima era controllata adesso per alcuni è diventata un'esagerazione, quindi c'è proprio un problema anche di sanità mentale che dobbiamo andare a intercettare, anche se, ripeto, uscire e riadattarsi non è una malattia, è un riadattamento. Ecco Bottaccini, il governatore ha detto via le mascherine, me ne sono liberato nelle parti esterne, la tengo sempre però per quando incontro qualcuno. Nel periodo estivo, io sono stato a Venezia la settimana scorsa e nel camminare a Venezia con la mascherina faceva anche caldo, è davvero difficile, vabbè che io ho una certa età, non sono più tanto giovane, però è davvero difficile, quindi è arrivata una liberazione, quella delle non mascherine, ma la domanda ha una conseguenza, cioè va tutto bene non usare le mascherine oppure è troppo presto non usarle? No, le mascherine le usiamo, io ce l'ho sempre a portata di mano, mascherine e il liquido per lavarsi le mani vanno usate ancora. Quando
quando si è in luoghi chiusi e quando ci si avvicina ad altre persone, quindi va sempre tenuta a portata di mano. Ovvio che c'era il paradosso per cui qualcuno diceva: ma se io sto camminando in mezzo ai boschi da solo, perché devo tenere la mascherina? Quindi, considerando il fatto che i numeri, come è stato già detto e ripetuto anche questa sera, dei contagi sono in netto calo, i ricoveri in ospedale lo stesso, quindi si va verso un miglioramento della situazione, è di buon senso, ma l'ha detto anche in maniera molto più autorevole chi mi ha preceduto, e molto più autorevole di me, si usa la mascherina quando serve, cioè quando sono nei luoghi chiusi e quando sono vicino ad altre persone. E per il resto, come diceva lei, si può togliere in modo tale da respirare meglio, soprattutto nella stagione calda, anche perché, ripeto, non avrebbe senso utilizzarla sempre, costantemente, anche quando si è veramente da soli con la persona più vicina a centinaia di metri. Insomma. Ecco, tutti qui presenti, Veneto e Padova, perché qui rappresentiamo anche Padova, possiamo dire che il cittadino veneto e padovano ha fatto un uso corretto? Cioè, io vedo quasi tutti con la mascherina, tranne qualche giovane nelle famose movide che abbiamo già detto e ridetto, però vedo davvero un comportamento esemplare da parte del cittadino alle richieste ovviamente della politica, alle richieste della comunità scientifica. E questo, come diceva la dottoressa Viola, ha aiutato a scemare un attimino questo virus. Sì, io lo penso sicuramente, stavo già iniziando a dirlo prima dell'inizio di trasmissione. Io penso che una parte del merito di questa certa ormai fase di miglioramento che stiamo tutti quanti vivendo va anche addebitata in senso positivo ai cittadini, perché sono stati molto attenti e molto anche rigorosi in quello che erano le norme che venivano impartite di volta in volta, e anche ritengo che questo adesso graduale ritorno alla normalità. Non si può togliere la mascherina dall'oggi al domani, anche perché ormai è entrata a far parte molto di un uso e costume proprio di ognuno di noi, per cui questo graduale cambiamento porta sicuramente a degli aspetti positivi. Consentitemi anche di dire questa cosa, che a me piace anche vedere le cose positive, le cose che si imparano. Probabilmente tutti abbiamo imparato ad avere più attenzione per l'igiene personale, per l'igiene delle mani, che non era così scontato il lavarsi le mani molto frequentemente durante la giornata. Il distanziamento sociale è stato importantissimo applicarlo durante l'emergenza, ma può essere anche un'attenzione che noi abbiamo nella nostra quotidianità, nella nostra giornata, al lavoro, tra gli amici. Non necessariamente bisogna sempre parlarsi addosso, perché ricordiamoci che è stato infernale il contagio del coronavirus, ma molte influenze nel periodo autunnale e altri tipi di malattie si possono contagiare con... È vero. Una delle cose che ho visto in Padova e anche in Venezia, in Padova, perché quando vedi la bicicletta, vedi la famiglia, mamma, papà e 2 bambini piccolini, e vedi 2 bambini piccolini con la mascherina, cioè c'è un'educazione davvero, io ho notato nella città di Padova e anche nel veneziano, davvero straordinaria, cioè tutti hanno ascoltato rigiamente quello che veniva comunicato ovviamente da chi di competenza. Sì, assolutamente. Io direi che il 95% delle persone sono state molto attente a rispettare le regole. Purtroppo c'è sempre il 5% di deviante che ritiene di saperne di più di coloro che danno le indicazioni e che quindi di essere esente da qualsiasi cosa. E questi ovviamente hanno rallentato molto la fermata del virus, no? Se tutti avessimo rispettato rigidamente le regole avremmo finito sicuramente prima, ma questo penso sia fisiologico. Quello che però a me ha colpito è che c'è un elemento ulteriore che abbiamo capito dalla gestione, almeno che io ho capito leggendo qualcosa degli articoli scientifici che in questi giorni sono stati, diciamo così, pubblicati senza filtri e quindi con grandissima produzione, che la dose conta, che secondo me è uno dei temi che ha portato anche all'equivoco con Zangrilli, nel senso che elevate dosi portano a infezioni molto gravi, dosi basse portano a infezioni che il nostro sistema immunitario riesce a gestire in maniera più agile. Per questa ragione tenere la mascherina è stato un elemento che ha ridotto molto la carica virale anche di coloro che sono stati colpiti negli ultimi giorni. Per cui io credo che adesso,
dire, boh, finito, non c'è più la mascherina, non abbia gran senso. Soprattutto in posti che sono potenzialmente affollati. Penso al trasporto pubblico, su cui abbiamo un problema reale di garantire il servizio, perché, voglio dire, se un mezzo portava 100 persone, oggi se ne porta 40, tenendo le distanze, già è indispensabile salire con la mascherina, anche nei giorni a venire. Non è che possiamo pensare di poter avere un'area priva di aerosol se tutti sono senza la mascherina, anche con la riduzione dei numeri. Per cui dovremo in alcune situazioni continuare ad avere delle... Bottacin già ha detto apriremo tutti, apriremo anche i cinema e i teatri. E c'è una linea guida anche per questi locali poi e anche le discoteche che ovviamente saranno affollate da gente? C'è già la linea guida? Sì, per quanto riguarda i cinema, i teatri, i circhi, ci sono già le linee guida che però sono condivise da tutte le regioni d'Italia, perché l'ultimo DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri prevedeva questo, che le regioni potessero definire delle linee guida e poi basarsi su questo per delle ordinanze. E le linee guida ci sono in questo ambito, sono in fase di approfondimento, di ulteriore aggiustamento, soprattutto nei numeri. E per quanto riguarda le discoteche ancora non ci sono le linee guida, è un tema un po' delicato, perché poi nelle discoteche l'assembramento, come dire, è per definizione una cosa che c'è. Quindi si sta studiando come pensare di riaprirle in sicurezza senza assembramento, perché questo è il tema importante e ciò che è da evitare a tutti i costi. Detto questo, per quanto riguarda i film, i teatri e le manifestazioni, anche penso alle sagre, le feste, anche su questo ci sono le linee guida, però il comune denominatore un po' dappertutto è distanza, mascherina e pulizia delle mani. Ecco, questi sono fondamentali. Ecco, la dico in termini molto empirici. Anche sulla mascherina è stato detto di tutto di più, no? Serve o non serve? In realtà noi abbiamo dei dati empirici, sapete che facciamo i tamponi ai nostri sanitari e i medici si sono infettati usando la mascherina chirurgica in un numero che è inferiore al 2%, 3% per quelli in malattie infettive. Quindi voi capite che persone che stanno 8-10 ore al giorno a contatto con pazienti positivi non si infettano, qualche beneficio lo porterà questa mascherina. È un ragionamento, lo dico da ingegnere, si basa spesso su dati empirici, e questo è un dato empirico che viene confermato anche nei tamponi che facciamo e ripetiamo costantemente. Ecco, senta Bottacin, proprio parlato di sagre, ovviamente la curia, le faccio sapere, la curia di Padova, che è una curia importante, nel tenere chiuso le chiese, nel non fare le sagre, ha perso più o meno, le dico una cifra ma sono molto vicino, quasi 20 milioni di euro tra le offerte, domenicali e le sagre. Le faccio la domanda perché anche la Chiesa è andata in difficoltà sotto questo profilo, nessuno ne parlava ma il Vescovo era preoccupato di questa mancanza di introiti. Le faccio questa domanda per chiederle, per quanto riguarda le sagre, visto che inizia l'estate e le sagre sono quelle che danno un contributo a ristrutturare ampie manufatti delle varie parrocchie, c'è la possibilità che ritornino oppure per quest'anno le chiese, le parrocchie devono mettersela via e sagre non se ne faranno, secondo lei? Ma guardi, allora intanto diciamo che per quanto riguarda i Luna Park e gli spettacoli viaggianti le linee guida sono state definite e dal 18, secondo l'ordinanza della Regione, possono essere realizzati. Peraltro ho firmato insieme al sindaco di Treviso, che è il presidente ANCI Veneto, una lettera indirizzata a tutti i sindaci ricordando questo aspetto e cercando di dare supporto a tutte queste persone che lavorano in questo ambito, che ovviamente devono rispettare le linee guida che sono state date, che hanno come sempre il distanziamento, la mascherina, eccetera. E con le Proloco, che sono un po' il cuore principale, non l'unico, ma delle feste, delle sagre, dell'animazione delle nostre piazze, sta interloquendo il collega Caner, ma ci sentiamo frequentemente, e si sta iniziando a ripartire lentamente con le massime cautele del caso. Sono state definite le linee guida, però ovviamente anche le Proloco hanno una certa
come dire, preoccupazione, perché visto e considerato anche in termini di responsabilità, cosa a cui spesso non si pensa, ma ovviamente essendo volontari ci pensano anche in virtù del fatto che anche negli ultimi anni in Veneto sono stati processi assolutamente, come dire, emblematici che hanno riguardato presidenti di Proloco, quindi sono un po' cauti. Ovviamente io credo che se i numeri continueranno a calare, se effettivamente l'effetto temperatura, caldo e quindi il fatto di stare più all'esterno, insomma quello che è stato detto dalla professoressa Viola prima, dovesse spingere nella direzione di annullare la presenza del virus, è chiaro che viene da pensare che insomma nei prossimi mesi si possa, ancorché con tutte le cautele del caso, iniziare anche a prevedere questo tipo di manifestazioni. L'ultima, poi la concedo, la ringrazio. Assessore, per via delle mascherine come siamo messi? La protezione civile, Veneto come è messa? Ma noi ne abbiamo consegnate, fra le mascherine consegnate alla popolazione e le mascherine consegnate alla sanità, come dicevo abbiamo garantito il supporto logistico alla sanità, alle case di riposo eccetera, abbiamo superato i 40 milioni, siamo più vicini ai 50 milioni di pezzi in maniera capillare. Ci stiamo attrezzando anche per, speriamo di no, ma insomma se dovesse arrivare la seconda ondata, quando il Presidente Zaia dice aspetteremo il virus con i carri armati, fra le varie cose che stiamo prevedendo di fare è anche dei magazzini in ogni singolo gruppo, associazione di protezione civile, che ci sia una scorta di mascherine pronte immediatamente per essere distribuite qualora dovesse essere necessario, ripeto, speriamo mai, e quindi ci stiamo attrezzando anche su questo fronte. Grazie Assessore, è stato molto gentile, grazie. Grazie a voi. Ecco, rimaniamo sempre collegato con il psicologo che rimarrà con noi. Cristina Gazzini, lei è una coordinatrice della Protezione Civile di Padova, è una protezione civile che ha funzionato molto bene per le esigenze della città di Padova. Mi sembra che per quanto riguarda le mascherine venivano consegnate alle varie farmacie con una puntualità davvero esemplare. Diciamo che io mi occupo della provincia di Padova, nella sua complessità. Io quando dico Padova provincia, 1 milione di abitanti più o meno. Insomma. Come diceva l'assessore Bottacin, le mascherine venivano consegnate presso il nostro centro operativo e poi distribuite ai 13 distretti in cui è suddivisa la nostra provincia. E da qui poi le mascherine venivano preparate dai volontari e distribuite alla cittadinanza in diverse forme, o mettendole nella buca delle lettere o mettendole a disposizione presso le farmacie, come è stato fatto qui ad esempio a Padova, o consegnandoli in altri posti dove potevano essere distribuite ed arrivare a tutti i cittadini. Senta, nel ragionamento della protezione civile, qui prendo anche Gottardo, prendo tutte e due, io dico Padova, intendo che provincia ovviamente, perché Padova è provincia, fa quasi 1 milione di abitanti, la città più popolosa del Veneto con la provincia. Ovviamente ci sono molte esigenze, dai mercati alle situazioni dove c'è bisogno di qualcuno alla protezione civile, quindi abbiamo visto dai numeri delle grandi richieste. C'è un'organizzazione dietro, una macchina davvero cospicua per organizzare tutto quello che state facendo per avere gli uomini al supermercato, mi scusi, al mercato da una parte, al mercato da quell'altra, davanti all'ospedale, davanti alle tendopoli, dove c'è necessità, e quindi in questo periodo avete avuto un numero incredibile di volontari che hanno accontentato, che hanno soddisfatto le esigenze della popolazione. Sì, sono stati tantissimi, come diceva l'assessore Bottacin, circa 1500 volontari della nostra provincia hanno dato la disponibilità, raggiungendo quasi le 20.000 ore di presenze giornaliere. E il nostro lavoro è quello di coordinare questo volontariato a livello provinciale, ma in realtà l'organizzazione locale è data dai singoli comuni, e quindi noi abbiamo la grande fortuna che la gran parte del volontariato della provincia di Padova fa capo ai gruppi comunali, che sono direttamente in contatto con la loro amministrazione comunale, e quindi c'è una grande sinergia. Attraverso il centro di coordinamento comunale si organizzano tutte queste attività, a partire dalla distribuzione delle mascherine, l'organizzazione dei flussi presso i distretti sanitari, piuttosto che
ai mercati, agli ecocentri. Ecco, senta, quando è nata questa emergenza, c'erano tanti già volontari pronti oppure avete dovuto, tra virgolette, assumerli al volo, come ha fatto l'azienda ospedaliera con i medici che hanno a casa, che hanno riposo? Cioè, a un certo punto ce ne volevano dappertutto, i volontari c'erano ed erano a sufficienza quelli che avete usato, è brutto dire la parola usato, che vi hanno dato contributo, oppure avete dovuto cercarne degli altri, magari quelli che erano già in pensione, che non volevano, che erano stanchi, cioè davvero... No, come diceva l'assessore Bottacin, il volontariato della nostra regione è un volontariato formato e nella nostra provincia contiamo circa 3.500 volontari, quindi abbiamo usufruito della collaborazione di quelli volontari che avevamo già formati. Ma poi Cristi tutti i giorni, giorno e notte, tutti i giorni, infatti abbiamo il problema che ci sono volontari che hanno iniziato ad operare il 21 febbraio e tranne piccole interruzioni sono ancora che collaborano sul territorio. Io non dico, Gottardo, che questi meritano perché ovviamente se tutti dovessero avere lo stipendio addirittura lo Stato già in difficoltà, però una medaglietta qualcosina li verrà dato a queste 3.000 persone nel Veneto, visto che voi siete responsabili del Veneto, della provincia di Padova, nel caso specifico adesso è andato via l'assessore regionale, però meritano un plauso, meritano un qualcosa queste persone che sono lì, non dico, ripeto, denaro perché non ce n'è, però una pergamena, un testato di quello che hanno fatto in questo periodo. Io credo, mi auguro e spero che la provincia di Padova e la regione Veneto tenga in considerazione, insomma, anche perché credo sia una soddisfazione per chi lo riceve, perché in fin dei conti hanno contribuito a salvare molte persone, insomma. Sì, noi di solito viene sempre fatto un riconoscimento ai volontari, però vede, quello di bello che hanno i volontari è che quello che fanno lo fanno mossi da una grande passione interiore che loro hanno, da un grandissimo senso di responsabilità e senza chiedere nulla in cambio. Ma non deve chiedere nulla, però se quindi... a casa mia, che io sono volontario della protezione civile, ho una pergamena firmata da Gottardo, certo, quando la guardo e dico c'ero anch'io tra quelli. Ma i volontari... Ha capito cosa voglio dire? Certo, non ho detto che vogliono soldi, ci mancherebbe, sono volontari, però la pergamena con dire grazie, protezione civile, assolutamente sì, uno per uno di quello che avete fatto, perché tutti voi avete... sono fatto un mazzo, io dico la parola mazzo, ma davvero una cosa incredibile, sono dai medici all'ospedale sanitario, a voi della protezione civile, siete quelli che hanno contribuito in maniera, c'era da costruire una tenda, pronti la tenda vicino al pronto soccorso, pronti, eravate sempre disponibili, quindi qualcosina lo merita, insomma, credo. Certo. Assolutamente. Ecco, poi direttore, mi piace anche ricordare che tra questi 1.500 volontari operativi che diceva prima Cristina Gazzin, mi piace anche ricordare che c'è il gruppo provinciale anche di volontari che fa riferimento alla provincia di Padova, cioè quei 13, la provincia è divisa in 13 distretti, ma c'è un gruppo volontario che fa riferimento alla provincia di Padova che è fatto di circa 50 volontari che operano nella provincia, divisi in due gruppi, il gruppo della sala operativa e il gruppo nucleo operativo, che è proprio quello che abbiamo visto prima nel filmato, che seguiva la logistica per la regione e quindi la distribuzione di tutto il materiale sanitario alla popolazione. Questo è un gruppo che lo sta seguendo tuttora, questo è un gruppo fondamentale per non soltanto per la struttura della provincia, ma un gruppo fondamentale per tutto il lavoro che viene fatto nella città e in tutto il territorio provinciale. Ecco, nel territorio, Cristina, praticamente c'è sempre la reperibilità da parte di queste persone, sì, perché può succedere sempre qualcosa di... Diciamo che il volontariato ormai è abituato ad avere una reperibilità H24, cioè i responsabili di queste 110 organizzazioni di volontariato che ci sono sul nostro territorio hanno comunque una reperibilità H24. Noi facciamo riferimento a questi 13 responsabili coordinatori di distretto e ai nostri responsabili del gruppo provinciale con una reperibilità appunto di questo tipo. Reperibilità supportata però anche dall'ufficio, noi siamo molto pochi, però riusciamo ancora a garantire, e ringrazio anche i miei colleghi, perché in questo periodo siamo riusciti a garantire comunque questo servizio di reperibilità. Lorenzoni, l'anno del volontariato, Padova è stata, prima dell'anno prossimo sarà Berlino, proprio la città del volontariato, è capitata proprio ad hoc.
Sì, ad hoc purtroppo sì, però... è mancato l'aspetto celebrativo, però è data l'occasione di dimostrare quanto forte sia questa rete, perché c'è la rete fortissima della protezione civile, ma è un insieme di reti. Il CSV, che ha un po' gestito la regia di tutti gli aspetti non legati alla gestione dell'emergenza, ma legati per esempio alla gestione delle nuove povertà, che è stata un'onda che ci ha aggredito in maniera inaspettata e improvvisa. E lì c'è stata anche lì una risposta veramente straordinaria. Quando c'era da dare i buoni spesa, per esempio, che il governo ha messo a disposizione e che la nostra amministrazione rapidissimamente è riuscita a mettere a disposizione dei cittadini. E lì c'è stata una quantità di persone che si è resa disponibile nella consegna dei buoni e nella consegna della spesa solidale, che veramente è stata una sorpresa positiva per la città. Questo è un elemento molto importante. Nella nostra società questa disponibilità delle persone che si integra con un'economia, con un mix che è veramente unico. Io ho fatto il vigile del fuoco come servizio 30 anni fa ormai, però la cosa che mi colpiva è che le persone che di mestiere facevano i vigili del fuoco, se erano fuori servizio con i turni e vedevano passare l'auto dei vigili del fuoco, si mettevano in coda. Cioè non esiste, io che sia in turno o non in turno, se vedo la macchina che passa, si accodavano. E quando si arrivava sul posto c'era sì la macchina dei vigili del fuoco, ma ce n'erano altre 2 o 3 dei vigili del fuoco che non erano di turno, che erano comunque presenti e che davano una mano. Quello per me è stato molto formativo. Ma è un segnale che se la politica copiasse un po' dal volontariato l'Italia andrebbe meglio, probabilmente andrebbe meglio. Ma sta copiando dal volontariato, no? Magari. E non sarei qui se no. No, io non credo che la politica copi dal volontariato, magari, no, credo proprio di no. Ma io penso che se non sarei qui se dico la mia verità, Lorenzoni, io credo proprio che non sia così. Dovrebbe essere così, perché anche in questo periodo io vedo dei il dramma nazionale vedrà tra poco, quando terminerà, le polemiche, le baruffe, tant'altro, invece di aiutarci tutti. Però quello fa parte dei campanili italiani. Io non riesco a sistemare io, però fa parte della carriera politica, delle poltrone, di tant'altro che è inutile che le ricordi, perché questa è la vera storia di noi italiani. Non lavorano per gli altri, ma abbiamo proprio il vizio egoisticamente di lavorare per se stessi, tranne i volontari che lavorano per gli altri. E ma lei sta banalizzando. Un esempio, in linea di massima c'è anche chi è bravo, io non sto dicendo tutto, ha ragione anche lei, non voglio banalizzare, ci sono anche i bravi, però ci sono tantissimi anche, guardi gli esempi dei magistrati che stanno uscendo in questo periodo, e già lì possiamo farne una buona trasmissione anche e ragionarci sopra. C'è allora il psicologo Miotti sempre collegato con noi, lo lascio lì perché lui adesso ci darà appunto delle delucidazioni quando si libererà mentalmente questa storia del Covid nel cittadino, nella cittadinanza, quando arriverà il vaccino, oppure cambierà completamente la vita di tutti noi, Miotti? Allora, io mi accodo a delle considerazioni fatte prima. Sicuramente noi abbiamo cambiato delle abitudini in poco tempo, noi psicologi ci siamo adattati a fare le consulenze online, pensare che nessuno avrebbe abbandonato il lettino. Però ecco, tornando alla sua domanda, sicuramente le domande, la coerenza delle informazioni è importante per rassicurare le persone, no? Come è stato detto prima. Quindi anche il vaccino, quindi una sicurezza esterna che ci protegge, quello sicuramente potrebbe aiutare le persone a ritornare alla normalità, quello senz'altro. Però ci sarà una fase intermedia dove noi dovremo imparare a convivere con il virus e su questo mantenere anche una dose di attenzione importante, non bisogna abbassare le difese totalmente. Certo. Gottardo, senta, quando è stato dato il via libera la settimana scorsa un attimino, tutti i ristoratori, i negozi erano preoccupati, non lavoreremo, ci sarà ovviamente per i protocolli da rispettare. Invece poi ti accorgi, noi abbiamo fatto i vari servizi nei vari ristoranti, nei vari negozi, e abbiamo visto, le dico la verità, che su 10, 8 hanno detto, insomma, abbiamo fatto il fatturato perché ovviamente la difficoltà è visibile, però ha detto abbiamo lavorato, abbiamo iniziato a lavorare,
abbiamo anche nei ristoranti, nei colli, nella provincia, molti davvero hanno dovuto mandare via delle persone e quindi la gente tutto sommato aveva una volontà e soprattutto ha anche una volontà, dico io, di dare una mano a quello che è capitato al proprio vicino, cioè noi quando siamo in difficoltà ci diamo una mano uno con l'altro e questo è anche significativo sotto un profilo economico. Assolutamente sì, da una parte c'era capibile insomma, la paura di riaprire dopo 2 mesi un'attività ovviamente con tutti i punti di domanda e tutte le preoccupazioni dall'altra. È vero, noi siamo un popolo solidale, ci preoccupiamo molto dell'altro e in noi c'è molta la tendenza di dire, soprattutto nelle realtà locali della nostra provincia, andiamo a mangiare in quel ristorante o andiamo a utilizzare il servizio del bar proprio per cercare di contribuire a modo nostro all'incremento dell'economia locale. Io penso che l'economia ripartirà con le paure che i cittadini ovviamente stanno avendo, ma sono paure anche comprensibili, ma insomma c'è un grande bisogno di ritorno alla normalità, questa la si respira e la si vive chiaramente. No, sicuramente le garantisco perché abbiamo fatto appunto, la settimana scorsa abbiamo fatto un servizio su Vo lunedì scorso, siamo andati nei ristoranti di Avo e appunto stanno riprendendo. Hanno ripreso che non pensavano nemmeno loro di avere una ripresa così, ripeto, non ricchissima, però santo Dio capisco, però ha portato anche a aumenti di prezzi perché molti negozi, molti servizi ovviamente per le necessità del caso hanno aumentato i prezzi. Arturo Lorenzoni. È il mercato, No, non è il mercato, è che non li hanno tirati finora e quindi devono trovare il sistema per prenderli. Si renderanno conto se possono farlo oppure se alzando i prezzi perdono parte della domanda. Io credo che poi si aggiustano questi fenomeni di breve termine. Certo che non doveva capitare, e lo dico per quanto riguarda la provincia e anche alla città di Padova, in un momento già dove il commercio stava per via di tutto quello che abbiamo detto, discusso dell'e-commerce, della mentalità che sta cambiando, già molti negozi nelle varie città chiudevano, adesso arriva che questa batosta va a finire davvero che troveremo i negozi chiusi dappertutto, Lorenzoni e poi anche Gottardo per quanto riguarda città e provincia ovviamente. Lei dice bene, però è stato solo un acceleratore dei fenomeni. Non è che abbia portato degli elementi diversi. Tutto quello che già vivevamo si è accelerato moltissimo in questi 3 mesi, per cui attività che già faticavano hanno accelerato un processo di trasformazione e attività che andavano bene hanno accelerato invece la crescita, perché ci sono dei settori che hanno avuto delle crescite incredibili. E quindi è stato un fortissimo acceleratore di una trasformazione economica che già osservavamo e che in questo momento... Ma secondo lei c'era bisogno anche di questa cosa innaturale? Bisogno no, del virus no. No, perché tanti hanno detto bisognava, sa, come io sento delle battute che sono micidiali e gliele riporto, le prenda col beneficio di inventario. Se viene una guerra poi si ricostruisce tutto, riprende l'economia. Non parliamo della guerra. Questa è una pazzia, ma veramente... E siamo d'accordo con lei, lo prenda col beneficio di inventario, ho detto. Nel senso che questo virus che è capitato ha dato una crisi, ma se siamo bravi possiamo ripartire in un modo migliore, in una vita migliore, in un comportamento migliore di quello che avevamo prima. La gente lo capirà, riuscirà a immagazzinarlo, di partire meglio di quello che abbiamo fatto finora, o fra 3 mesi, 4 mesi, ma chi se ne frega, siamo qui, passato il dolore, è tutto come prima. Ma qui sta a noi interpretare ogni crisi è una trasformazione, un'opportunità, interpretarla nel modo corretto. Ma che percezione ha lei? Io penso che riusciremo a fare delle trasformazioni interessanti. In una direzione, per esempio, della sostenibilità, è chiarissimo che il metodo che avevamo messo in piedi aveva degli effetti collaterali, tutta la nostra economia pesanti. Pensi agli incidenti stradali. Ci eravamo abituati noi a 3.500 morti sulle strade ogni anno, cioè 10 al giorno. Ormai era una statistica che non riuscivamo più a comprimere. In questi 3 mesi li abbiamo molto ridotti. Quello era un effetto collaterale importante, ma pensi alle polveri. Ci eravamo abituati a dei livelli di polveri che neanche i cinesi si sognano di avere più ormai. E noi invece in pianura padana siamo nel catino. No, dobbiamo lavorare per tenere il buono della nostra economia, ma lasciare tutti quegli effetti collaterali tremendi che avevamo. E quindi io credo che su questo si possa lavorare, trasformando la mobilità, trasformando il commercio in una direzione, per esempio, tutti gli esercizi di vicinato, il commercio di vicinato ha ripreso molto. L'idea di prendere la macchina, fare 30 km per andare a risparmiare 4 euro, forse la gente adesso fa più attenzione e dice ma effettivamente se faccio il conto della benzina e del tempo che impiego,
quei 4 euro li risparmio e vado vicino a casa dove c'è la persona che conosco, con cui scambio una parola e con cui riesco a gestire una relazione che mi gratifica di più, e questo è quello che abbiamo recuperato anche in questi giorni e che io credo non debba essere perduto. Certo. Penso a un artigianato che è importante, che è vita delle nostre città e che in questo periodo si è riattivato e che io credo debba essere un punto di forza della ripresa, di un ritorno ad un'economia più umana, più vera. Cristina, secondo lei è così, sarà così? Io me lo auguro, perché l'aspetto che mi ha più colpito di questa emergenza, a prescindere dall'aspetto sanitario, è proprio quello che evidenziava prima il vice sindaco, il nostro ambiente, il recupero dell'ambiente anche molto repentino, no? L'inquinamento. Guardavo l'altro giorno una trasmissione televisiva che parlava di Venezia durante diciamo questa situazione di criticità, e mostravano in pescheria che il pesce, ad esempio, aveva una qualità ottima perché appunto aveva risentito del minore inquinamento. Esatto. Parliamo di pesce nostrano, non parliamo di pesce pescato. E credo che questo sia un aspetto che mi auguro no, ma è tutto tutti vero, ma ci la mia domanda dentro. è: abbiamo sfruttato la terra all'inverosimile e non abbiamo ancora finito di sfruttarla? Per via di questo davvero poi un giorno si diminuirà di sfruttare la terra come la stiamo sfruttando, come diceva il vice sindaco Lorenzoni nel dire dobbiamo guardare la sostenibilità, insomma dobbiamo guardare l'ambiente come giusto sia. Ecco, ma c'è servito questo o fra 6 mesi ritornerà tutto come prima per il dio denaro? Io me lo auguro di cuore che sia servito, perché non possiamo andare avanti come stavamo andando, proprio questo l'ha dimostrato, proprio questo passaggio. Ma è la politica che può decidere anche questo, perché se la politica ha deciso non uscite di casa, non è uscito nessuno da casa, è la politica che può dipende dagli interessi della politica. Miotti, cambierà allora, succederà che la gente guarderà più l'ambiente e guarderà più la natura e più una vita diversa da quella che stiamo tenendo, inquinata all'inverosimile? Ma io me lo auguro, nel senso, io ho 3 figlie e vorrei proprio dare un mondo migliore, no? Pensare che a Piazzale San Marco, no, a Piazzale San Marco, a Piazzale Roma si vedeva il fondo dell'acqua e si sentivano, non so, i grilli cantare senza il rumore delle macchine che passano di giorno e di notte. Questo è stato bello, anche se qualcuno dice però si è fermato il mondo, si è fermata l'economia. Ecco, proviamo a... Magari, per esempio, abbiamo apprezzato il fatto di stare a casa, ci sono famiglie, tutti mi chiedono, ma le famiglie sono state in crisi in questo momento? Beh, quelle che erano in crisi, chiaramente stando insieme, si sono incriccate, altre hanno avuto un'occasione per stare assieme, per magari riprendere un dialogo che prima non c'era. Anche a livello economico io mi auguro proprio questo, a livello ambientale assolutamente, dovremmo anche ridimensionarci un attimino e forse vivremo meglio. Ecco, senta, l'ultima prima della pubblicità, poi lo ringrazio e lo congedo. La gente ha bisogno del psicoterapeuta, del psicologo in questo momento? Qual è allora, non sempre. Io ho detto prima che un riadattamento è normale, non dobbiamo parlare di sindrome del riadattamento. Il riadattamento è questione di un po' di tempo, però in alcuni casi abbiamo per esempio dei segnali dove le persone hanno della depressione, cioè una crisi che va avanti per 2 mesi e mezzo, lascia dei segni. Allora noi adesso abbiamo un periodo post-traumatico. Ecco, pensiamo a tutte le persone colpite direttamente, quelle hanno bisogno. Anche alcuni medici che sono stati in prima linea o infermieri hanno un disturbo post-traumatico in molti casi e tante volte si tira avanti, ma questo prima o poi pagherà il conto. Noi ci siamo, come categoria assolutamente ci siamo disponibili. E l'ultima cosa, poi mi taccio, bisogna anche pensare di non aver paura di dire che si ha paura, non abbiamo paura di dire che siamo in crisi. Solo in questa maniera riusciremo a superare, ad essere migliori, a superare i momenti di difficoltà. Grazie Oscar Miotti, grazie.
Niente, grazie a lei. Buona Bene, serata. noi andiamo in pubblicità e poi andremo con Arturo Lorenzoni, che dopo tante cose da chiedere al vice sindaco Arturo Lorenzoni. A tra poco, rimanete con noi.